all'ospedale di Rovigo dopo 10 anni la famiglia ottiene un maxi risarcimento. Allora abbiamo intervistato i genitori. Avendo chiesto ripetutamente il cesareo mi è stato negato, dicendomi che andava tutto bene, che la bambina stava progredendo nel parto, mentre invece così non era, perché poi è risultato infatti che era bloccata nel canale del parto con il braccino. Il 3 dicembre di 10 anni fa un'incredibile serie di errori, di decisioni sbagliate, di altre non prese, hanno stravolto il futuro di questa bambina, Eleonora, nata tetraplegica all'ospedale di Rovigo. Dopo un iter giudiziario lungo come la sua travagliata vita, il tribunale ha condannato l'azienda sociosanitaria a risarcire la famiglia con 5.100.000 euro. Siamo soddisfatti di questa sentenza e finalmente potremo permettere a Eleonora tutte le cure e terapie che necessita e che gli sono state private in questi 10 anni. Sono stati 10 anni duri, è stato tutto sulle nostre spalle. Da che è nata mia figlia io sto dedicando 24 ore su 24 a mia figlia, 7 giorni su 7. Sicuramente questi soldi ci aiuteranno comunque a portarla anche in America, dove ci sono comunque ossigenoterapie che sono molto valide. Ci aiuterà sicuramente a darle una vita migliore. Eleonora non vede, non sente, emette suoni che solo mamma Benedetta e papà Davide sanno interpretare, ma forse in fondo quel buio che nessuno è in grado di esplorare è quella decisione di ridare almeno una dignità economica alla sua odissea. Ha acceso una piccola luce. E finalmente siamo riusciti ad uscire da questo tunnel buio e pieno di sofferenza.